giocatori di Mannino. Attenzione però qui al pallone perso. Allora Immaculata si infila tra le linee avversarie. Immaculata semina tutti. Fraioli poi decide di tornare da Canuto. Bertuletti ancora Botosso, conclusione, e questa volta trova la rete il numero 7 della Fenice Venezia Mestre. A due avversari, ma c'è il ritorno di De Camillis, come non detto, ancora Fenice in attacco. Bertuletti in mezzo, Bertuletti va direttamente a rete. Giammoni ora Botosso, attenzione alle finte del numero 7, conclusione che finisce sui piedi di Giammoni, che a quel punto non può far altro che insaccare la palla in rete e realizzare il 4-0. Sopposto sempre più vicino per la formazione veneta. Adesso Giammoni, movimento da pivot purissimo quello di Giammoni. Tuletti, Giammoni, buono lo scambio tra Bertuletti e Giammoni e si ripete l'1-2. Attenzione adesso a Bertuletti, schema che riesce alla perfezione alla Fenice Venezia Mestre, e dunque Bertuletti trova la tripletta personale in questa partita.